Sabato 1° dicembre il debutto del Comitato Infrastrutture Veneto, un movimento nato da imprenditori e cittadini che vogliono dire chiaramente sì alla TAV e sì alle infrastrutture. L'obiettivo è portare in piazza a Verona il 15 dicembre il maggior numero di persone possibile, sul modello un po' dell'esperienza di Torino. Il punto di vista della regione invece per quanto riguarda le grandi infrastrutture, prima fra tutte la TAV. Beh, allora, la decrescita felice la Regione assolutamente non crede. Noi come Regione abbiamo sempre sostenuto la necessità di queste infrastrutture dall'alta velocità, alta capacità a pedemontana, quindi assolutamente da questo punto di vista diamo fiducia agli imprenditori perché l'incertezza sicuramente frena la fiducia degli imprenditori e frena un po' tutto il paese, perché ricordiamoci che noi qui stiamo parlando di 3 regioni che sono il motore sostanzialmente di tutta l'Italia, di questo famoso nord-est. Sono assolutamente favorevole alla nascita anche di qualche comitato del sì, perché personalmente ho sempre visto comitati del no, quindi è anche giusto che chi è d'accordo alle infrastrutture si faccia sentire, perché abbiamo bisogno delle infrastrutture per dar lavoro ai nostri cittadini. Vanno benissimo l'analisi costi-benefici perché devono essere fatte, però le infrastrutture iniziate devono poter essere completate nel miglior modo possibile, ma devono essere finite. Non ci possiamo permettere che rimanga un buco infrastrutturale, soprattutto per quanto riguarda l'alta velocità e l'alta capacità, sostanzialmente in Veneto, perché questo sarebbe. E tra l'altro ha ricordato, siamo a Verona, lei è veronese, Verona avrebbe un ruolo centrale, strategico, con un doppio asse che parte. Quattro corridoi che interessano l'Italia, 3 passano dal Veneto, 2 passano da Verona. Un asse assolutamente strategico tra il corridoio scandinavo-mediterraneo e mediterraneo. Verona è un nodo assolutamente cruciale per tutta la mobilità delle merci ma anche dei passeggeri, quindi assolutamente lo sviluppo infrastrutturale non può essere arrestato.